Straordinario miracolo eucaristico in Honduras. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di un miracolo eucaristico molto particolare, molto originale, che è avvenuto il 9 giugno del 2022, quindi un anno fa. Era un giovedì, il giorno della festa di Gesù Cristo, sommo ed eterno sacerdote, quando a un certo punto è successa una cosa molto particolare. Cosa è successo? Beh, innanzitutto ci troviamo in una piccola parrocchia detta El Espinal, nella diocesi di Gracias. Praticamente qui non viene celebrata regolarmente l'Eucaristia con una presenza di un sacerdote, ma c'è un ministro straordinario dell'Eucaristia che praticamente periodicamente si reca in questa piccola parrocchia per distribuire la comunione. Le ostie sono state precedentemente consacrate in un'altra chiesa da un sacerdote, quindi nella piccola parrocchia di El Espinal la comunione viene semplicemente distribuita dopo una lettura della parola di Dio. Ebbene, un ministro dell'Eucaristia che si era recato in questa piccola parrocchia per distribuire la comunione, subito dopo la liturgia della parola si è recato presso il tabernacolo per prelevare praticamente la pisside contenente le ostie. A un certo punto nel tabernacolo ha notato una cosa stranissima. Ha notato che praticamente sulla pisside era stato deposto il corporale ripiegato e praticamente sul corporale c'erano delle macchie di sangue. Chiaramente questo ministro dell'Eucaristia è rimasto senza parole e durante la distribuzione della comunione ha fatto finta di nulla. Dopodiché ha avvertito le autorità ecclesiastiche e sono iniziati tutta una serie di accertamenti che praticamente hanno stabilito che si tratta di sangue umano. Il gruppo è AB positivo, ricevitore universale, lo stesso sangue, gruppo sanguigno che caratterizza le macchie ematiche che sono state riscontrate sul sul sudario della sindone, e lo stesso gruppo sanguigno del calice che è conservato presso il miracolo eucaristico della chiesa di San Francesco, del miracolo eucaristico di Lanciano. Il gruppo sanguigno è lo stesso AB, ricevitore universale. Ora il corporale, per chi non lo sapesse, è un piccolo fazzoletto di lino di forma quadrata rettangolare che durante la celebrazione dell'Eucaristia viene steso sull'altare e vi vengono depositati il calice che contiene il vino che si trasforma in sangue di Cristo e la pisside contenente le ostie. Per quello si chiama corporale, perché deve sostenere appunto il corpo di Cristo dopo la transustanzazione. Ora chiaramente dopo i risultati degli accertamenti, il corporale è stato messo sotto vetro antiproiettile, incorniciato ed esposto in questa piccola parrocchia, insomma nella diocesi di Gracias in Honduras, all'ammirazione, alla contemplazione e alla fervorosa preghiera dei fedeli. Bene carissimi, spero che questo miracolo eucaristico un po' originale vi
vi sia interessata insomma alla storia di questo miracolo un po' originale, vi lascio alle immagini di questo corporale, che è tutto cosparso insomma di sangue, risultato sangue umano, e per i credenti si tratta del sangue di Cristo. E spero che queste immagini risultino di vostro gradimento e che ogni preghiera che formulate davanti a questa straordinaria reliquia possa essere esaudita da nostro Signore, che ha operato questo straordinario prodigio. Per la cronaca è il quinto miracolo eucaristico che avviene in Honduras negli ultimi tempi. A presto carissimi, santa serata.